Buonasera a tutti ragazzi, poche ore fa una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 18:52 di oggi, sabato 17 agosto, con epicentro a Premicuore, cioè in provincia di Forlì, cioè Cesena. L'Istituto Nazionale di Geofisica ha fatto sapere che il sisma era di magnitudo 3.7. La Terra ha tremato solamente a 6 km di profondità. Quindi la scossa è stata moltissimo avvertita dalla popolazione, che ha iniziato subito a scrivere sui social network in cerca di notizie e informazioni su cosa stava accadendo. Diciamo che al momento non sappiamo notizie di danni a persone o cose, quindi anche se sono passate delle ore non si sa nulla se ci sono state delle conseguenze di questa scossa di terremoto. Quindi è stata avvertita da tutte le persone, ragazzi, che sono scappate in strada. Quindi veramente mi piacerebbe sapere la situazione come sta. Purtroppo non ho nemmeno amici che mi possono dire cosa sta, perché nessuno sta in provincia, diciamo, di Forlì, e quindi non so la situazione reale com'è. Quindi ragazzi, ripeto, un sisma, cioè un terremoto di 3.7 a Premialcuore, che è una provincia di Forlì, cioè Cesena. La profondità è stata di solo 6 km ragazzi, quindi 3.7, 6 km di profondità. Come ben sapete ragazzi, la terra ha ballato sicuro. Infatti la gente è scappata in strada, ha incominciato a scrivere sui social network in cerca di notizie, in CV, informazioni su sisma, chiamate ai vigili del fuoco. Diciamo davvero un casino. Questa notizia è uscita pochissimi minuti fa, cioè come sempre arriva in ritardo la notizia purtroppo, però non sanno se ci sono danni fisici a persone oppure a cose, quindi non sappiamo se ci sono danni oppure no, sia a cose o persone. Come sempre ragazzi, non dico che stasera farò l'aggiornamento su questo video perché già è tardi, non credo che nessuno posterà qualche cosa adesso in questa serata, che diciamo è già sono le 22:30, quindi credo che domani farò un aggiornamento su questa scossa avvertita in provincia di Forlì, quindi Cesena, quindi vi farò sapere se ci sono stati danni oppure no, perché 3,7 a 6 solo chilometri di profondità significa che la terra ha ballato tipo Takata. Purtroppo non si hanno notizie, come ho detto, se ci sono danni a persone o cose, quindi rimane col dubbio di che cosa sia successo. Ho provato anche a vedere su Facebook, scrivono solamente la terra ha tremato, queste cose qui, chi scappava di qua, chi scappava da là, ma notizie vere, diciamo, di cosa è accaduto oppure è successo non ce ne sono. C'è solo questo caos di scritte scappate, ci sta il terremoto, queste cose qua, ma nulla di una notizia tipo che ne so, una persona è stata ferita oppure non si sa nulla, solo caos che è scritto sui social network. Purtroppo la gente si contattava fra di loro per vedere che stava succedendo in effetti, perché si sentivano, chi stava mangiando la pizza ha visto i lampadari muoversi, chi stava a casa ha visto il letto muoversi, quindi si sono tutti precipitati per la strada, quindi e da lì in poi è incominciato questo cerca cerca a capire che stava succedendo. Quindi vigili del fuoco sono stati chiamati quasi tutti ragazzi, quindi giustamente 6 km ragazzi, 3.7 è un terremoto, diciamo, che si sente ragazzi, quindi vedi davvero il letto oppure la stanza da letto muoversi, oppure se sei in strada vedi giustamente anche muovere, sa, un po' le auto che stanno ferme parcheggiate, pure le vedi un po' ondeggiare, diciamo, da sottosuolo, diciamo, dal suolo, quindi in effetti la paura era più che logica. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, quindi in caso di
ulteriore approfondimento io lo farò domani per cercare notizie che purtroppo ora non ci sono. Posso dirvi solo il fatto del terremoto, niente più, la gente è scappata, questa è la notizia che per ora c'è, quindi dobbiamo accontentarci di questo, sperando che non ci siano state nessun tipo di vittime, feriti oppure danni a cose, persone, animali o altro. Speriamo che sia andata bene ragazzi, quindi ci sentiamo domani per un aggiornamento. Ciao a tutti e buonanotte ragazzi.